Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento. Colza, è il momento per controllare attentamente lo stato della colza, se vi sono attacchi di parassiti significativi, per proteggerla e garantire un buon investimento, che è il presupposto per avere un buon risultato produttivo ed economico. Le emergenze sono in corso e quindi adesso bisogna stare particolarmente attenti. Vedete nei bollettini precedenti le diverse avversità, dateci un occhio e controllate se effettivamente ci sono danni in campo e se è necessario intervenire. Ci sono anche le soglie nei bollettini. Quello che osserviamo oggi dai rilievi in campo è che c'è una certa pressione di Altica, localmente anche abbastanza forte, e quindi bisogna stare attenti ed eventualmente intervenire per controllare questo insetto. Micotossine, mais. Siamo avanti ormai con la campagna di raccolta e abbiamo visto come effettivamente raccogliere presto, anche con umidità elevate, ben superiori anche al 25%, riesca a garantire un buono stato di qualità del mais che andiamo a raccogliere. Anche in situazioni di stress, raccogliere presto aiuta ad evitare di avere contenuti elevati di micotossine. Quando le umidità vanno giù, anche abbondantemente sotto il 25-22%, si osserva un'incidenza molto maggiore di partite di granella con contenuti di micotossine elevati. Quindi attenzione alla raccolta precoce e a tutte le altre strategie per evitare di portare a casa del mais con elevati contenuti di micotossine. Alla prossima!